to keep you close. Signore, è venuta a prendersi l'acqua perché a casa non arriva più. No, infatti. Da quanti giorni siete in queste condizioni? Siamo da parecchi adesso. Mi dici lo stato dei vaccini a oggi? Sì? Siamo al 28%? Nella centrale dell'ente acque gli aggiornamenti arrivano in tempo reale. In Sardegna l'allarme rosso è già scattato, non piove da quasi un anno e i laghi sono vuoti. Nel nord l'emergenza è più grave, dighe ai minimi storici, rubinetti a secco e previsioni del tempo che annunciano ancora sole. Le campagne sono un deserto e la popolazione sta male anche senza avere l'acqua nella rete idrica. Questo è il lago di Soscanales nelle campagne di Budusò. Nella diga c'è solo un l'1% dell'acqua che dovrebbe essere raccolta. I rilievi sono continui ma le pompe stanno già pescando il fango. Le immagini realizzate con un drone mostrano ancora meglio quanto sia grave la situazione. Le crepe sulla terra è uno scenario quasi lunare, ecco quel che resta di uno dei più grandi invasi del nord Sardegna. Qui il livello dell'acqua si riduce di 8 centimetri al giorno. C'è acqua per alcuni giorni, anche perché diciamo abbiamo raggiunto il livello minimo storico a fronte di un invaso che può invasare circa 3 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua. Oggi abbiamo qualche decina di migliaia di metri cubi. Qui invece siamo sul lago Modeo, al centro dell'isola. Questa doveva essere la diga più grande d'Europa, ma il livello dell'acqua è talmente basso che dopo tanti anni sono tornati alla luce l'antica diga e la vecchia casa del custode. In Sardegna ogni anno si perde quasi il 60% dell'acqua immessa in rete e le condotte sono in queste condizioni. Le reti di colabrodo sono la causa, penso proprio la cosa principale delle perdite, le perdite continue, stanno svuotando gli invasi. Mi sono messo una cisterna da 1000 litri. Se dovessero chiudere del tutto? Bisogna chiudere il bar. Nei paesi intanto arrivano le autobotti della protezione civile. Sì, è il secondo giro che facciamo. La situazione sta peggiorando? Sicuramente peggiorando, peggiorerà anche di più. Da quanti giorni siete a secco? Più di una settimana. Mai visto una cosa del genere. Sa bambini che umane, ci vuole come il pane l'acqua.